5 Stelle Sardegna presenta Die pro Die. In collaborazione con A Castelsardo, davanti un'incantevole vista sul mare, il ristorante La Guardiola ti aspetta con i suoi raffinati e gustosissimi piatti, la ricerca dei sapori e dei colori, immersi nel centro storico della bellissima Castelsardo, in piazza Bastione 4. La storia ti aspetta, la scelta dei sapori più ricercati. Alcocar, concessionaria Kia. Alcocar, nuovo e usato garantito. Alcocar, Regione Giagamanna, fronte motorizzazione. Nick Moore, originale come sempre, torna in libreria con il suo nuovo romanzo. Nick Moore, il suo nuovo romanzo. Aleph-Bet, in tutte le librerie. Buenísimo para todo el mundo. Feliz 2008 como el 88. No debes, cuando el odio llega con la maldad y la razón vivir no puede, llega la nostalgia de nuestro pasado. Vienen a decirte que estás siendo traicionado y llega la tristeza hacia mí, no puedo entender por qué. Hay gente que te quiere aplastar tu dignidad con falsedad, pero con el tiempo les vamos a mostrar. Sicuramente questo 1 gennaio 2008 è una grande giornata, si spera un grande inizio per quanto riguarda poi le nostre vite. Noi siamo qui in questo bellissimo paese che è Portoscuso, noi siamo in compagnia tra l'altro di Cristian Mini. Ciao, ben trovato. Ciao a tutti, buon anno a tutti. Noi ieri eravamo in diretta comunque col mio programma su 5 Stelle Sardegna, oggi sono qua invece The After, il giorno dopo, per commentare ciò che è successo il giorno prima, cioè l'ultimo dell'anno. Un po' un giro di parole, ma questo è quanto. Allora, intanto tu che fai parte di questo gruppo di cui adesso parleremo, sei anche un personaggio che ha avuto un trascorso importante con una grande Notre Dame de Paris, che è un grande concerto, un grande musical di Riccardo Conciati. Intanto parliamo di te. Beh, questo è un ottimo modo per iniziare, ad esempio, perché Notre Dame de Paris è stato sicuramente il momento più importante della mia carriera fino ad oggi, grazie a Riccardo Cocciante e questo personaggio Clopin, che è poi in realtà il capo dei clandestini, il capo degli zingari. E i cantautori clandestini, il mio gruppo, che già esisteva, ha preso ancora di più slancio grazie a questa esperienza, ma soprattutto perché io sono maturato artisticamente sentendomi sempre di più un clandestino, perché la clandestinità, l'abbiamo visto ieri sera durante il concerto, quello che è successo, è una cosa che appartiene a tutti quanti siamo clandestini al nostro modo. E per fare un uomo ci vogliono 20 anni, per fare un bimbo un'ora d'amore, per una vita migliaia di ore, per il dolore abbastanza un minuto, per il dolore abbastanza un minuto. E verrà il tempo di dire parole quando la vita una vita darà, e
andremo via come fanno gli uccelli, che dove vanno nessuno lo sa. È importante essere clandestini nella vita di ognuno di noi, perché sai, la clandestinità è anche vista poi qualche volta anche con un aspetto negativo, comunque con un aspetto, come dire, incognito, no? La clandestinità è un'incognita della vita, del modo di vivere. Hai ragione, certo c'è questo rischio, ma se noi usiamo i nostri sensi, come abbiamo fatto ieri sera tutti insieme in quella piazza, se noi sentiamo chi siamo, se noi siamo sicuri che vogliamo dire qualcosa che sentiamo dentro di noi, non dobbiamo temere di essere clandestini, perché è obbligatorio essere clandestini in una società che impone dei codici. Sappiamo come difenderci con la clandestinità. Oggi è il 1° gennaio 2008 e siamo tutti più clandestini di ieri. Però la particolarità di questa serata sta nel fatto di non ascoltare soltanto, di non cantare soltanto, ma soprattutto di sentire tanto. Noi sentiamo voi, voi sentite noi. Allora, siamo a Portoscuso il giorno dopo, l'abbiamo già detto, in compagnia di Cristian Mini, un nome Mini ma con una voce maxi, direi, perché insomma, ma che ha significato poi? Qual è stato il tuo significato? Cioè la tua vita cambia nel momento, tanto tu hai un trascorso perché hai fatto parte anche di altri gruppi molto importanti, che hanno fatto anche grandi tournée in Sardegna, i Sempre Noi, voglio dire che sono alcuni dei personaggi degli ex Nomad. Io ho avuto tra l'altro l'onore di intervistare i Sempre Noi forse proprio nella prima tournée in Sardegna, ma cosa ha significato per te comunque far parte di questo mondo intorno a Riccardo Cocciante, che è risaputo nel mondo dello spettacolo, che è un personaggio particolare, un personaggio che è molto, come dire, è molto pignolo anche nel suo modo di essere, sì, artista. Assolutamente pignolo, molto preciso, però cos'è che secondo me, ma secondo tutti ormai, conoscendo Cocciante come ha lavorato in questi anni, cos'è che differenzia l'uomo Cocciante e l'artista Cocciante da molti altri artisti, che non intendo naturalmente mancare di rispetto, però questa cosa che hai detto tu, la precisione, la pignoleria, cioè la voglia di fare le cose fatte per bene. E questa, per esempio, la Sardegna è una terra che ha tutta una serie di tradizioni, una cultura che non può non essere curata con precisione, con pignoleria. E io sono fiero di essere un visitatore, un ospite ormai della Sardegna da tantissimi anni, tu lo sai, da 10 anni frequento questa terra, sono completamente integrato nei suoi cibi, nella sua... I suoi sapori, nei suoi colori, eccetera, eccetera. E ieri sera ancora una volta mi sono calato in questa parte liquorosa anche, non è vero? C'è il nostro manager Gianfranco Cocco che dice muovetevi perché devono partire, devono prendere l'aereo, ma attenzione, allora, cantautori clandestini, io immagino quest'estate in tournée in tutta la Sardegna, ricordatevi sto nome, ricordatevi sto gruppo, cantautori clandestini. Grazie. Ciao, buon anno a tutti. Queste erano le immagini di un grande capodanno, Portoscuso, insieme ai cantatori clandestini, tanti artisti, tanto spettacolo. Un grazie particolare naturalmente a tutta l'amministrazione comunale di Portoscuso e al manager Gianfranco Cau. L'appuntamento con Die Pro Die è alla prossima puntata. Buon 2008 a tutti. Die Pro Die. In collaborazione con... Un minuto, resta un minuto per poterti dire, li sprecherai per mentirti mai come neve. Da Madò Parrucchieri a Sassari. Havana Fast Food, la paninoteca di Sassari.
l'unica paninoteca che stuzzica e spizzica il tuo palato. Havana Fast Food, la paninoteca di Sassari. I panini più buoni fino a notte tarda. Havana Fast Food, in Piazzale Segni, a Sassari.